Le imprese italiane in Albania, gli investimenti indotti dagli immigrati che ritornano nel paese delle aquile. In Slovacchia le donne profughe dall'Ucraina hanno creato una rete che aiuta i militari impegnati al fronte. A Plovdiv, l'antica Filippopoli, gli archeologi e i restauratori hanno portato alla luce i mosaici della basilica paleocristiana. A Budapest il potere di Viktor Orban si specchia anche nell'architettura, il caso dell'avveniristica Casa della Musica. Il passato sovietico della Moldavia e l'intreccio con il presente raccontati dallo scrittore Julian Ciocan. In Albania è più semplice fondare una nuova società, il capitale minimo è di circa 10 euro e puoi completare tutto il ciclo di apertura di una nuova società in una giornata. Gergi Robo è a capo di un'azienda italiana specializzata in tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Tirana. Ha la doppia cittadinanza italiana e albanese. Quando aveva 9 anni, nel 94, con la famiglia, lasciò l'Albania per l'Italia. È cresciuto a Colonio Monzese, ha studiato ingegneria informatica al Politecnico di Milano, un master alla Bocconi, poi la scelta di tornare nel suo paese. Nel 2017 ho deciso di immigrare all'indietro in Albania perché appunto vedevo che c'erano fortissime opportunità per fare qualcosa di concreto e in maniera relativamente più semplice su come si potrebbe fare in Italia in questo momento, quindi sia dal punto di vista burocratico sia dal punto di vista delle opportunità. L'azienda di cui è amministratore delegato dà lavoro a 130 giovani. Qui si sviluppano software, portali web e sistemi informatici per clienti in tutto il mondo. In Albania il settore dell'innovazione tecnologica e digitale è in grande crescita e per chi decide di investire in quest'area sono previsti incentivi fiscali. L'Albania non è più il paese della manodopera che costa poco oppure dei call center, ma adesso siamo il paese del settore IT. Quindi colgo l'occasione di invitare tutti gli investitori italiani perché qua si possono trovare dei giovani che parlano in maniera eccellente l'italiano e l'inglese e sono dei programmatori eccellenti. I rapporti economici tra Italia e Albania sono sempre più stretti. Il nostro paese è primo partner commerciale per importazioni ed esportazioni, seguito da Turchia, Cina e Grecia. Oggi in Albania operano quasi 3.000 imprese italiane. L'Albania è una nazione che sta crescendo, è una nazione attrattiva, è una nazione dove le cose si possono fare, ha la stessa fame di futuro che avevamo noi negli anni 50 e anche con l'aiuto dell'Italia io mi auguro che possa entrare nella comunità europea. Tutto lo Stato italiano, il sistema Italia sta puntando su questo. A marzo 2022 il Parlamento albanese ha approvato una legge sulle start-up stanziando 10 milioni di euro per favorire lo sviluppo di aziende innovative. Nella capitale incontriamo Mauro Macerata di Ascoli, vive in Albania dal 2009. In collaborazione con la Facoltà di Meccanica del Politecnico Statale di Tirana ha creato una start-up per progettare un macchinario che servirà ad estrarre oro da rifiuti elettrici ed elettronici. Il meccanismo di funzionamento della macchina è molto semplice, praticamente si lavorano le sezioni delle schede dove c'è l'oro, vengono messe all'interno di questa macchina e dopo vengono raccolte in questa sezione le scaglie di oro che poi successivamente vengono raffinate fino a ottenere una promessa di 23 carati. Oltre a questo progetto, la startup di Mauro sta lavorando a un motore a induzione magnetica per dar vita a un microgeneratore per fornire a un appartamento fino a 6 kW di energia elettrica. Qui poter fare una startup è molto più semplice e soprattutto molto meno costoso. Quindi l'imprenditore che viene qui per creare questa startup già si trova di fronte alla possibilità di realizzare la propria entità lavorativa e potersi concentrare sul proprio lavoro. Quindi non dover perdere tempo in burocrazia, adempimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Dico la sincera verità, se non fossi stato in Albania difficilmente sarei arrivato a questi risultati che ho raggiunto qui.
L'appuntamento è la sera in uno scantinato alla periferia di Bratislava, dove da un anno circa un gruppo di donne ucraine, tutte estremamente qualificate, ingegneri ICT, avvocate, dottoresse, esperte in marketing, insegnanti, si incontrano e preparano materiale per il fronte. Fanno parte dell'organizzazione ucraina Oberich, che porta conforto a quanti combattono. In una stanza si preparano le candele per i soldati sul fronte. Le candele fuse con il cartone in contenitori di latta possono fungere da fornelletto anche per 6 ore. I militari si possono scaldare il cibo oppure le mani o i piedi, ci dice Vladislav, che a Bratislava è arrivato per studiare giornalismo e dall'invasione russa spiega agli slovacchi che cosa sta accadendo nel suo paese che confina con la Slovacchia. Purtroppo le candele possono essere impiegate soltanto nelle retrovie e non in prima linea, perché con la loro luce rivelerebbero la posizione ai russi, creando dei facili bersagli. Per questo, con una parte dei fondi raccolti, stiamo fornendo le prime linee con scaldapiedi e scaldamani da mettere nei guanti o negli scarponi. A causa del freddo in inverno molti soldati soffrono di geloni e non sono stati rari i casi di amputazione di dita a causa del freddo. Доброго дня, мене звати Алла. Sono Alla, sono fuggita come tante altre per mettere in salvo la mia famiglia, ma volevo aiutare in qualche modo quanti difendono la nostra patria. Così abbiamo pensato di iniziare a cucire le reti mimetiche, poi abbiamo aggiunto altre attività come le candele, ma anche aiuti umanitari, dalle medicine ai vestiti al cibo. Abbiamo una rete di 700 persone che ci aiutano. Qui in alcuni giorni riusciamo a cucire una rete in una sola giornata, reti che poi vengono impiegate sul fronte per proteggere un accampamento oppure dei veicoli o armi. D'inverno i colori dei pezzi di stoffa impiegati sono il bianco, il grigi chiaro e le gradazioni di marrone. Ora con l'arrivo della primavera usiamo le varie scale di verdi. Abbiamo continuo bisogno di stoffe e siamo grate a chiunque ce le fornisca. Sappiamo di essere più utili qua che in patria, dove i nostri uomini sono al fronte e con noi e i bambini a casa si sentirebbero ulteriormente gravati di responsabilità, ci spiegano le donne. Noi vogliamo aiutare il nostro popolo, i militari e i civili. I militari che ricevono i nostri aiuti sono nostri parenti, amici, vicini dello stesso villaggio, studenti, sono i nostri musicisti, artisti, attori. Facciamo tutti parte della stessa comunità. Quest'anno di guerra ha rafforzato il nostro senso di appartenenza all'Ucraina. Io sono orgogliosa di essere ucraina e di poter supportare chi è rimasto in patria e anche di aiutare queste donne che hanno i loro cari sul fronte nelle regioni dove infuria la guerra a non perdere la speranza. Penso che questo posto sia veramente spettacolare, davvero bellissimo. È come poter essere testimoni della storia mano a mano che ci si sposta per la città. Plovdiv, l'antica Filippopoli, è un gioiello di storia, di profumi e di colori, racchiuso tra i Rodopi e gli Antibalcani, nella fertile pianura della Tracia. Crocevia di popoli e di culture, ancora oggi conserva importanti tracce del proprio passato. Un teatro di epoca romana, tra i meglio conservati in Europa, con ancora la scena e il proscenio quasi intatti, e i resti sontuosi di un'antica cattedrale paleocristiana, la Basilica dei Vescovi di Filippopoli, scoperta a metà degli anni *80 e riportata alla luce solo negli ultimi anni. Il museo che ne preserva i preziosi mosaici è stato aperto nel 2021. La basilica fu scoperta casualmente durante alcuni lavori stradali. Risale alla prima età cristiana e la parte più antica alla metà del III secolo d.C. Poi l'edificio fu ricostruito più volte e sempre più arricchito fino al VI secolo. Durante gli scavi sono emerse 3 pavimentazioni differenti sovrapposte, alcune delle quali mosaicate.
risalgono tutte a epoche diverse. Lo strato di mosaici più recente, in particolare, ci ha stupefatto per la ricchezza dei colori e la finezza dei decori. I soggetti rappresentati sono soprattutto naturalistici, con diverse specie di uccelli che nella simbologia cristiana dell'epoca rappresentavano il giardino dell'Eden. Con i suoi quasi 22.000 metri quadrati di estensione, i mosaici della Basilica dei Vescovi proiettano il visitatore in un'epoca in cui l'antica Bulgaria era punto d'incontro tra Oriente e Occidente. Una terra nella quale la nuova religione cristiana, da poco uscita da secoli di persecuzione, intendeva affermare il proprio primato anche attraverso la bellezza. Nel mosaico conservato alle mie spalle sono raffigurati ben 70 uccelli di 12 specie diverse come pavoni, fagiani, anatre, galli, faraone e parrocchetti. Il pavone in particolare ha un significato molto importante nella simbologia cristiana arcaica, risale addirittura alla cultura precristiana e rappresenta l'eternità dell'anima e la rinascita. Sui pavimenti di questa basilica ne abbiamo ritrovati vari, per esempio all'interno della cosiddetta fonte della vita o al centro delle 2 navate laterali o ancora all'ingresso principale. Символизира безсмъртието на християнската душа. Il museo, concepito in forma moderna per ospitare anche eventi culturali come esposizioni artistiche e concerti, è stato inaugurato durante la pandemia e da allora i turisti sono molto aumentati, assicurano i curatori. Insieme al Teatro Romano, questa spettacolare basilica crea un percorso molto suggestivo qui a Plovdiv che consiglio a tutti coloro che amano la civiltà romana. Nothing. Absolutely nothing. Qui una volta non c'era niente, solo una strada che portava su alla città vecchia. Quindi per lei è stata una sorpresa? Assolutamente sì. È un luogo davvero splendido, così bello, con le sue rovine romane e i mosaici, che sembra quasi di essere in Italia. Il lavoro che è stato fatto qui è straordinario. And this museum shows it very, very well. È la luce protagonista nel Tempio della Musica. I raggi di sole entrano e sono benvenuti come benvenuta è la natura. Gli alberi sono letteralmente inclusi nell'edificio. 100 pozzi di luce sul tetto permettono alle betulle di crescere e alla luce di raggiungere il suolo. È scenografica la nuova Casa della Musica di Budapest, progettata dall'architetto giapponese So Fujimoto, un edificio che dissolve i confini tra interno ed esterno, tra architettura e natura. A dirigerla un giovane e orgoglioso direttore, Martin Horn, che ci accoglie nella Concert Hall, l'auditorium circondato di vetrate trasparenti. Un enorme tendone nero oscura le pareti quando necessario, per il resto la struttura è sempre aperta a vista. Lui ha seguito l'intera realizzazione dell'edificio fin dalla competizione internazionale che ha visto concorrere 168 architetti provenienti da tutto il mondo. First, what they do, they La prima cosa che questo studio giapponese fece è stato vedere il posto dove stavano costruendo, un parco. È il motivo per cui questo edificio è unico nel suo genere. Le barriere tra interno ed esterno sono state abbattute. Quando assisti a uno spettacolo sei immerso nel concerto, ma anche nella natura circostante. In a concert, but you still have the feeling that you are in the nature. Inaugurata a gennaio 2022, solo nei primi 10 mesi dell'anno la Casa della Musica ha contato ben 800.000 visitatori. Un bel successo se pensiamo al luogo in cui l'edificio è sorto, cioè dalle macerie dell'ex ufficio di Hangexpo, l'ex centro conferenze di Budapest, un'area rimasta abbandonata per molti anni e poi recuperata e tornata a disposizione della città.
Quando vieni qui dentro, tu non solo vedi un concerto, applaudi e te ne vai a casa, ma in qualche modo sei coinvolto nel luogo e ne esci arricchito di una maggiore cultura musicale. Troverai tutti i generi qui, dal pop al jazz, dalla musica elettronica a quella classica e molto altro. La Casa della Musica include 2 sale per spettacoli e concerti, una biblioteca, laboratori e spazi espositivi. Una mostra permanente guida inoltre i visitatori in un viaggio attraverso la storia della musica europea. Possiamo, per esempio, invitare artisti stranieri, artisti ungheresi a suonare assieme, per poi farli salire sul palco e mostrare al pubblico ciò che hanno concepito. Qui dentro abbiamo anche uno studio di registrazione. Possiamo registrare il concerto e riproporlo come nostra produzione. Ma torniamo all'edificio, alla sua unicità, con quel tetto iconico che non a caso ha la forma di un'onda sonora e le oltre 30.000 lamelle dorate a forma di foglie d'albero, e lo facciamo con uno degli architetti locali, riferimento per lo studio giapponese, a sua volta grato dell'opportunità di lavorare con So Fujimoto. Lui è una star, è abituato a lavorare con gli studi di consulenza più prestigiosi del mondo, con i migliori ingegneri del mondo. Molte cose che a lui sembravano normali e facili erano diverse e difficili per noi, ma è stata una grande sfida. Ma noi insistiamo e gli chiediamo cosa ha significato per lui, personalmente, lavorare con un artista giapponese di questo livello. Cosa ha imparato? Forse non c'è nulla di impossibile. Il modo in cui lui pensa lo spazio è diverso, la forma stessa dell'edificio a noi occidentali forse non sarebbe mai venuto in mente così, ma alla fine l'obiettivo è lo stesso: costruire qualcosa di solido e duraturo. Il modo in cui arriviamo è diverso, ma il fine è lo stesso. How you get to the product is hugely different. La letteratura che dipinge la storia di una comunità, di una nazione, Julian Chokhan, in Prima che Brezhnev morisse, racconta il crepuscolo dell'impero sovietico, il disincanto della ex Repubblica Socialista di Moldavia, quella che per la prossimità culturale alla Romania veniva chiamata anche con disprezzo la periferia latina dell'impero. Nel romanzo il potere sovietico in Moldavia è visto con gli occhi innocenti e spietati di un bambino. Il passato sovietico è stato sicuramente drammatico, però non mi è sembrato interessante calcare gli aspetti tragici, ma ho preferito dare alla storia un aspetto grottesco per dare al racconto una dimensione più interessante e meno lugubre. Chokhan, classe 1968 in Moldavia, è un personaggio pubblico impegnato nella discussione sul futuro della nazione. Uno Stato, la Moldavia, che al suo interno ha la Transnistria, regione controllata militarmente da Mosca, e sono molti in Moldavia a temere che dopo l'Ucraina le mire di Putin arrivino fino a Chisinau. Il superamento del passato sovietico per uno Stato come la Moldavia non è una cosa semplice, non solo per l'esistenza della regione secessionista della Transnistria, ma anche per le dinamiche scatenate dall'invasione russa dell'Ucraina. Sono convinto che per Putin la Moldavia, dopo l'Ucraina, sia il secondo obiettivo. Tra i moldavi la paura di essere coinvolti nella guerra è un incubo presente. Nel paese lo scontro tra pro-europei e filorussi si è spostato dal palazzo nelle strade. Sì, ho paura per il mio paese. Nel 2015 ho scritto una distopia in cui immaginavo una invasione della Moldavia da parte della Transnistria, dunque dai russi. Questo timore è fondato sul fatto che la Russia continua a considerare la Moldavia come un proprio feudo, come un territorio russo. Recentemente il Parlamento di Chisinau ha deciso che la lingua ufficiale della Moldavia è il romeno.
Questa decisione del Parlamento è un ritorno alla normalità. È chiaro a tutti che in Moldavia si parla il romeno. L'idea della lingua moldava, di fatto, è stata imposta dalla dominazione russa. Anche la portavoce del governo russo, Maria Zakharova, ha cercato di affermare l'esistenza di una presunta lingua moldava. È però bizzarro che una politica russa tenti di spiegare a noi moldavi cos'è la nostra lingua che tra l'altro lei non conosce. Prima che Brezhnev morisse è il primo libro di una trilogia che Cioccan ha dedicato alla storia recente della Moldavia. La traduzione è firmata da Francesco Testa, l'edizione italiana è stata pubblicata da Bottega Errante.